Il demonio rivela ad un esorcista. Ecco cosa fecero Adamo ed Eva per farsi perdonare da Dio dopo il peccato originale. Nel corso di un esorcismo, il demonio ha rivelato a padre Heinrich Krauser, il 21 febbraio del 1984, cosa fecero Adamo ed Eva per riparare al peccato originale e alla colpa che avevano commesso contro Dio. Disse il demonio, esortato dall'esorcista: davanti a Dio l'umiltà è il più bello ornamento. Questo l'ha detto l'alta, è il modo in cui il demonio definisce la Madonna, l'alta. Lei disse anche: molti vanno all'inferno per il peccato di impurità. La donna pecca non solo quando espone tutte le sue grazie in modo sconveniente, ma fin da quando nella sua mente si propone di fare questo. Il volersi affermare non tanto con la bellezza dell'anima, cioè con le virtù, ma col fascino del corpo, è già una colpa. E quanto è diffusa questa colpa, e quanto è sottovalutata. Quante donne diventano delle tentatrici per l'uomo, come lo fu Eva. Io, Belzebub, sono stato costretto a dirvi questo, ma non voglio più parlare. Eva, dopo la cacciata dal paradiso terrestre, ha sempre custodito il pudore, ha riconosciuto il suo peccato e si è pentita amaramente. Anche Adamo si è pentito con lei. Hanno pregato insieme e insieme hanno molto pianto. Hanno supplicato l'Altissimo di perdonarli e di concedere loro almeno l'ultimo posto in paradiso. Dopo il loro peccato sono vissuti umilissimi e da allora Eva non ha più creato occasioni neanche per la più piccola colpa. Da allora ella è stata sempre fedele a Dio, ha fatto tutto il possibile, però sarebbe stato meglio se non avesse peccato nel paradiso terrestre. E sì, io vi ho detto questo, però non voglio più parlare.